Come nasce questa iniziativa? L'iniziativa nasce dall'esigenza di dare continuità a un centro di mini basket che è quello di Gigi Piazza, che da 35 anni che opera ad Agrigento, solo che poi ci si fermava perché non c'era una continuità di settore giovanile. Abbiamo fatto un'estate qua in questo campo a creare degli eventi quotidiani, quasi quotidiani, grazie anche all'apporto del presidente del CONI, Lollo Presti, che ci ha concesso dei canestri per poter fare attività, e adesso ci apprestiamo all'attività invernale, cominciando giorno 19 alla scuola Foderà di Agrigento, alla ragioneria, dove faremo sia i corsi di mini basket che poi quelli di basket con i campionati under 13 e under 14. Come si svolgono le lezioni? Le lezioni si svolgono in maniera semplice, nel senso che il gioco della pallacanestro è un gioco per certi aspetti complicato, ma poi alla fin fine è un gioco dove bisogna buttare la palla nel cesto, quindi ai bambini fondamentalmente insegniamo a palleggiare, a correre, a tirare a canestro, e comunque cominciano a collaborare tra loro, cosa che a quest'età è proprio l'iniziazione della collaborazione nel gioco, perché fino a 6-7 anni i bambini tendenzialmente tendono a giocare da soli. Questo è il mio 34esimo anno di mini basket con la pallacanestro 80. Quest'anno la novità è che il Real Basket si è sposato con la pallacanestro 80 e stiamo cercando di accelerare un po' i tempi per la formazione del cestista del domani. Difatti dal mini basket della pallacanestro 80 siamo passati al basket, quindi questo connubio tra Real Basket e pallacanestro 80 ci permette di avere questa continuità dal mini basket al basket.